Buongiorno, buonasera, sono sempre Paolo Puppa e questo è l'ultimo appuntamento delle lettere impossibili e questa volta, rispetto alle prime tre, c'è una variante, nel senso che la lettera l'ho inventata impostandola su Pierpaolo Pasolini. E come nella terza, se avete seguito, quella di Dino Campana, era costruita utilizzando la lingua di Campana, così questa è scritta pensando allo stile, in qualche modo poetico, immaginifico, all'incalzare del discorso ideologico di Pierpaolo Pasolini. Ma stavolta appunto il destinatario, che è Don Milani, Don Lorenzo Milani, non risponde in quanto è morto. La lettera viene inventata da me immaginando che Pasolini la scriva l'1 novembre del 75, quindi il giorno prima, poco prima di uscire per il fatale, l'ultima fatale sua escursione di sera, di notte, quando andava a cercare ragazzi di vita, e dove appunto troverà quella morte tragica sul litorale di Ostia. Don Milani era morto nel 67, cioè 8 anni prima, e non può rispondere. Tra i due c'era una strana relazione, tanto erano coetanei, perché sono entrambi del 22, e entrambi hanno una passione viscerale per i fanciulli, i ragazzi. Con la differenza che Pasolini appunto li frequentava fisicamente, mentre Don Milani aveva questo amore pedagogico per i paria. E tra l'altro, per inciso, Don Milani usciva da una famiglia alto borghese, quasi aristocratica, fiorentina, discendeva per i lombi dal grande Davide Comparetti, cioè famiglie di archeologi, docenti universitari di chiara fama, comparatisti, grandi linguisti, da qui la sua passione per le lingue. E da parte di madre veniva da Trieste. La madre era una triestina cugina di Weiss. Weiss era il primo psicanalista che ha curato il cognato di Svevo. E l'inglese della signora Weiss, cioè la mamma di Lorenzo Milani, gli era insegnato da James Joyce. E lui, ebreo di famiglia, ha questa crisi depressiva da una posizione laica, scanzonata, diciamo un po' dandy, ha questo impatto traumatico con il Vangelo, impazzisce di Cristo, se ne innamora e nel 47 viene ordinato sacerdote. E lì comincia questo suo proselitismo, questa testimonianza, e comincia a San Donato di Calenzano, dove insegna, perché oltre a esercitare appunto la religione, la ritualità, subito comincia la passione pedagogica per i giovani operai, per il sindacalismo. Negli anni poi di La Pira c'è tutto quel movimento, diciamo, del cattolicesimo impegnato socialmente, che in Toscana ha proprio una grande applicazione. E pubblica poi nel 58 questo libro che dà scandalo, che si chiama Esperienze pastorali, e naturalmente questo produce una serie di sanzioni perché ha una visione apocalittica della Chiesa, dei suoi limiti, delle sue conservazioni, e immagina che saranno i cinesi che verranno a convertirci, e viene fatto fuori, nel senso che la sua carriera si interrompe e lo mandano a fare il prete in montagna, nel Mugello, a Barbiana.
E lì cambia destinatario, cioè passa dagli adulti operai, a cui fa il doposcuola, ai bambini, ragazzini, figli di contadini, pastori, montanari, analfabeti o quasi, a cui insegna la scuola, insegna tutto. E lì c'erano due grandi libri, uno nel 65, L'obbedienza non è più una virtù, e poi quello che non riesce a vedere perché muore poco prima che venga stampato, quel mitico pamphlet che apre il 68 pedagogico, che è Lettera a una professoressa, in cui si scaglia contro la scuola di classe. Ed è questa lingua fatta dai suoi allievi, con lui però regista, diciamo, dietro le quinte, che sconvolge Pasolini. E Pasolini era già stato indirettamente a Barbiana, in quanto amici comuni avevano portato il film, il Vangelo secondo San Matteo di Pasolini, e Don Milani, che era questo grande intellettuale, che però sacrificava se stesso per adeguarsi totalmente ai destinatari, aveva fatto una vivisezione anche spietata di questo film, che era stato riferito a Pasolini ed era quindi rimasto curioso del personaggio Don Milani. Beh, quando muore lui partecipa a Pasolini nel 67, nell'autunno del 67, da pochi mesi è morto Don Milani, a Milano alla Casa di Cultura, dove c'è un dibattito con tutti i ragazzini orfani di Don Milani, che era il loro padre. E è una strana serata perché vuol mostrare il suo entusiasmo per questo libro, che paragona, diciamo, ai testi rivoluzionari che vengono dalla Cina. C'è proprio Mao, la rivoluzione, sono quei mesi caldi proprio delle utopie radicali. Però non li segue nella svalutazione totale della poesia colta, ad esempio Foscolo. E i ragazzi insorgono e gli danno del piccolo borghese, del conservatore, lo prendono in giro con ferocia. E lui torna a casa sconvolto. Io immagino in questa lettera di amicizia che Pasolini fa quasi la storia della sua vita, il suo passaggio dal nascondere la sua vocazione omosessuale alla liberazione che avviene proprio mentre lui faceva scuola nella Casarsa friulana, dove era andato con la madre friulana durante la guerra, dove morirà il fratello Guido, con traumatiche conseguenze anche nella sua crescita e nel rapporto con la madre e con il padre, che era un ufficiale tra l'altro. E con questi ragazzini aveva un incarico di insegnamento nella provincia di Udine, Valvassone, e lì c'è questo famoso episodio, che ormai è un episodio spartiacque, nel 1949 a una sagra del paese viene scoperto in flagrante con 3 ragazzini e viene denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per corruzione di minore, perché uno dei 3 ragazzini non aveva neanche 16 anni. Ed è lo scandalo. Lui si era iscritto da poco nel Partito Comunista, viene espulso dal partito e dalla scuola. E quindi con la madre, che è la sua devota, diciamo, assistente, fugge a Roma e dice appunto: ormai io sono come Dino Campana, come Oscar Wilde, sono un classico esempio di poeta maledetto. E lì comincia tutta la sua grande carriera, che in pochi anni lo fa diventare
poeta, drammaturgo, romanziere, cineasta, critico corsaro. Pensate che muore nel 75, ma riesce a produrre in 20 anni una mole enorme di lavoro. Questa è la lettera, dicevo appunto, che scrive a Don Milani, in cui immagina, ipotizza in Don Milani questa vocazione quasi fisica per i ragazzini. E forse il silenzio del morto è anche un silenzio di indignazione, perché a mio parere non è in grado Pasolini di concepire la sublimazione, perché lo dice nei suoi carteggi meravigliosi, Don Milani. Alberto Melloni, grande vaticanologo, ha pubblicato I Meridiani di recente, l'opera omnia di Don Milani. E i carteggi sono qualcosa di straordinario. E dice nei carteggi bisogna essere santi per non mettere le mani addosso ai ragazzi. Sono delle affermazioni, diciamo, abbastanza esplicite, ma ciò non toglie di questa trasformazione, di questo impulso in questo amore pedagogico totale. C'è stata anche una polemica feroce di recente quando uno scrittore celebre da noi come Walter Siti nel 17, pubblicando Bruciare tutto, che è centrato questo romanzo su un prete pedofilo, la dedica è fatta a Don Milani, quasi facendo uno paragone, insomma c'è stata una reazione smodata. Io credo che appunto vada tenuta la differenza tra un impulso e poi una pratica sublimata invece, a differenza di Pierpaolo Pasolini. Ecco voi la lettera di Pasolini a Don Milani senza risposta. Buon turbamento e arrivederci. Primo novembre 1975, lettera di Pierpaolo Pasolini a Don Lorenzo Milani. Caro Lorenzo, ecco, vieni giù la sera, le strade romane si stanno illuminando, i lampioni si accendono ad un tratto quasi a ingentilire il buio. Il mio corpo intanto comincia a ronzare. La solita cena di lavoro e di chiacchiere con qualche amico e poi via, di corsa, da solo, a cercare ragazzi nel tepore oscuro che promette meraviglie. La mia decapottabile è già pronta per la caccia. Ci salgo a bordo coi calzoni attillati e il grembo gonfio di memorie antiche e di voglie nuove, ma oggi, all'improvviso, penso anche a te e alla tua muta sofferenza che nessuno sa cogliere. Ti scrivo allora di getto questa lettera e la indirizzo ai tuoi scatenati e rissosi allievi che mi assalirono ingiustamente anni fa alla casa dello studente, cioè alla Casa della Cultura di Milano. Doveva essere, se non sbaglio, l'autunno del 67. Te ne eri andato via da poco. Tu adesso non puoi leggere le mie parole, non esisti più. E questo pensiero mi stringe il cuore. Quanta pena mi dai, Don Milani. Ti sei escluso dalla gioia
in tutta la tua breve vita a inghiottire rinunce. Sì, Lorenzo, fratello mio, in fondo, mi ricordi i primi tempi della mia atroce adolescenza, quando mi aggiravo, acerbo, giovanetto, virginale, tra le aspre colline friulane, in cerca di oggetti indefiniti, sognando l'amore. Erano giorni quelli così diversi dal presente. Se qualche figliuolo dai campi mi fissava sfrontato, chinavo il capo rassegnato e tremante. Così pure al tavolo della cucina dove riunivo allievi come te Lorenzo. Costoro mi osservavano pieni di fiducia e di riconoscenza, ignari della forza esplosiva dei loro piccoli muscoli che nei miei sogni ad occhi aperti continuavo a stringere convulso, assetato di vergogna e di piacere. Ero persino convinto che se solo avessi avuto il coraggio alla fine di strappare uno di quei frutti nel giardino dei corpi liberati, sarei morto all'istante. Avevo trasformato le mie pulsioni confuse in programmi scolastici, stesure di lezioni, opuscoli, vocabolarietti indigeni, pur di stare accanto alle loro teste chine sui quaderni. Oggi leggiamo a voce alta, gridavo al loro ingresso nella stanza, esultavo dentro di me e insieme credevo di ammattire. Insomma, non potevo, non dovevo. Quanti palpiti se i ragazzini tardavano all'appuntamento, quante rabbie quando li vedevo sciamare fuori alla fine della lezione, dopo incontri infruttuosi. Ma bastava stringere una spalla, sistemare i loro capelli con una ruvida carezza per sentirmi invadere da una tristezza senza linguaggio, senza sbocco. Piangevo e pensavo alla morte. Non c'era più nessun Dio, ovviamente, a guidarmi, non c'era il tuo Dio, Lorenzo, a farmi indossare la tunica nera per fuggire pensieri empi. Reggevo quell'urto solo per l'angoscia del fratello in guerra e per gli occhi arrossati di mia madre. In compenso c'era il calcio nei campi e il bagno nei fiumi a consentire ravvicinamenti impensabili d'inverno. Ci si spogliava assieme, tenendo basso lo sguardo a ostentare indifferenza e noia, o peggio, una complice virilità verso le carni in plumi o appena incupite dalla prima peluria. Poi un pomeriggio di primavera c'è stato un robusto ragazzo dai capelli neri e dalla bocca torbida a salvarmi. Ho lasciato a lui l'iniziativa, sconvolto dalla scoperta che anch'io potevo essere desiderato. Violentemente tutto si è chiarito e semplificato e mi sono convertito alla mia vera natura, in mezzo all'erba, imbevuta di sole, tutto attorno una luce liquida e cristallina. Sapevo durante gli assalti bestiali e ripetuti di quel pastorello di nome Bruno che stavo sperimentando la svolta della mia vita e che da lì non potevo più tornare indietro.
portava un paio di calzoni unti e pesanti, un paio di zoccoli, e si udiva il fischio del treno che passava vicino a noi. Sapevo che mi stavo scegliendo, che mi stavo inventando, che avrei dovuto lasciare in prospettiva il piccolo mondo della campagna friulana, la scuola, il gruppo dei miei scolari. Sapevo in quegli attimi che risalire da quell'abisso mi era per sempre precluso, perché quella gioia era troppo vasta e inesprimibile per non doverla riproporre ad ogni nuova opportunità. Avvertivo pure che da quella svolta nasceva una nuova energia e che la mia scrittura si stava impennando, bruciandosi verso altri terreni, non più le umili poesiole rusticane o il teatrino scolastico. Nasceva là, tra il canto degli uccelli, le umide gemme che pendevano dai rami e lo sterco degli armenti. La mia opera e un'eterna giovinezza si impadroniva di me alla lettera, perché coi ragazzi avevo deciso di comunicare in quel modo. E questo è il mio inferno, Lorenzo, e questo è il mio paradiso. Tu invece, Lorenzo, hai rinunciato a tutto ciò dopo averlo sfiorato. Forse hai sacrificato a questo Dio misterioso, eliminando anarchia, confusione, chiudendoti nel dolore del Golgota. E ora forse lo stai verificando, se questo Dio intransigente e vendicativo non esiste. Che tragedia inutile è stata la tua vita allora. Penso a te e penso anche all'incontro deludente coi tuoi amati allievi. I tuoi fanciulli mi hanno attaccato ferocemente, mi hanno accusato di pedantismo, di intellettualismo, sostenevano con rabbia che non avevo letto bene la tua lettera a una professoressa. Io che ero là a difendere con enfasi retorica quelle frasi elementari e sublimi, in grado di eliminare ogni superfluo, io che avevo paragonato la tua Barbiana alla rivoluzione culturale cinese, io accusato di essere un borghese, un amico dei padroni. Buffo, no? Parlavi nel doposcuola a San Donato di tutto, sino all'alba. È così che hai perso un polmone, mi hanno detto, così che hai cominciato a morire nella frenesia pedagogica. I tuoi colleghi usavano lo sport, la ricreazione alla Don Bosco, per stordire gli allievi e allontanarli dall'ozio della carne affaccendata. Tu no? Solo la piscina rustica ti sei concessa, costruita nel giardino del Mugello, dove controllavi che non annegassero quei piccoli montanari. Sì, la piscinetta rudimentale. Dovevano impratichirsi del nuoto, se mai fossero caduti in qualche fiumiciattolo della zona. Tutto serviva a temprarli nella lotta di ogni giorno. Non dovevano finire come topi. E che dire del buffo, se non fosse deprimente episodio, quando nel periodo di San Donato reclutavi coetanei allora, non fanciulli come poi a Barbiana, hai fatto inginocchiare, lo ricordi,
sulla ghiaia un parrocchiano perché ti confessasse le porcherie che faceva da solo la notte. Già l'hai fatto piangere e supplicare il Dio del perdono. Ed era comunista, quello, un compagno, dalla fragranza e dal tanfo di un mondo alla Guareschi, dove campanile e sezione si identificavano nella inibizione dei sensi. Te ne vantavi come esempio di una vittoria trionfale. Si trattava in realtà di qualcosa di molto morbido. Fratello mio, lo sai, vero? Nel buio, male rischiarato dalla luna, come dovevi essere turbato davanti a parole tanto intime, senza averne coscienza. Porcherie chiamavi gli atti impuri, consumati nella solitudine del letto, allorché ci si sdoppia nell'oggetto del desiderio. Che buffa coincidenza, Lorenzo! Atti impuri ho intitolato il primo romanzo diario scritto mentre venivi ordinato sacerdote nel 47, in cui racconto con dovizia di dettagli i primi abbracci coi miei selvatici partners. Non volevi essere amabile, come certi tuoi colleghi generosi. Cristo, dicevi, era venuto a gettar sale, non miele, non per farsi voler bene, ma per togliere la pace. È così che avrebbe vinto. Nella tua agonia il suono toscano ti era rimasto in gola, ti potevi esprimere ormai solo con scritte sghembe e illeggibili, eri regredito, insomma, come il tuo piccolo Marcello di 5 anni, che i dottori avevano dichiarato deficiente, e che tenevi stretto come una chioccia, fagotto di moccia, di fango appestante e di piscio. Ti eri rintanato gli ultimi giorni nella elegante dimora materna a Firenze, tornato alle comodità della ricchezza, ma avevi imposto una stanza sgombra di tutto. Ti eri fatto adagiare sopra un banale pagliericcio in terra al centro, perché tutti i ragazzi improvvisati infermieri potessero entrarci a vedere il disfarsi della figura, senza più pudori di sorta, senza le timidezze enigmatiche da parte tua, il tuo corpo messo a nudo. Il clima da te instaurato tra i monti freddi di Barbiana era un clima amish, calvinista, pauperista, quasi tolstoiano. Ti eri fissato di accompagnare l'esodo della civiltà contadina dalle montagne alla fabbrica. D'altra parte, i tuoi figli, partoriti non col pipì, come precisavi, ma con lo spirito e con la parola, emanavano sempre un odore fermentante di letame. Era tua madre ad annotarlo, perplessa nelle lettere ai familiari, odore che gustavi con rassegnata dedizione, un lezzo di origini rurali mai smaltite. Nelle soste pomeridiane, tra la lettura famelica del giornale, a stanare spunti linguistici, etimologie, nelle vene ti scorreva il sangue del bisnonno filologo, il vecchio Comparetti, e i vizi semantici. Nelle soste, dunque, quando te ne stavi sulla sdraio, la coperta leggera sulle ginocchia, ti sporgevi su quella vasca infestata da carni brulicanti e schiamazzanti, ti affacciavi con uno sguardo vitreo, schermato da qualche battuta ironica,
a celare la tua confusione. Io invece ho avuto il coraggio di non fermarmi nella scoperta acuta dei miei sensi, spalancandomi all'amore adolescente, tenero e crudele, l'amore senza che il cuore ne venga invischiato. E cosa mormoravi nelle compulsive confessioni che richiedevi ad ogni collega di passaggio, anche il più superficiale e magari corrotto, salito lassù nella tua barbiana? Eri radicato nei dogmi, difeso da certezze immodificabili, volevi salvarti l'anima e ti sei allora ingozzato di Dio, di Cristo, del Vangelo, con una fame atavica, arretrata. Io, mostro di ragione e di passione, io ti commisero, povero Lorenzo, e cerco di immaginarmi cosa mai poteva essere successo nella tua adolescenza, quando ti sei dato all'arte, quando ti trascinavi nelle tenebre dell'errore. Erano tenebre per te i richiami del sangue, quando covavi spesso l'idea del suicidio. Fuori cadevano bombe e l'orizzonte prometteva l'Apocalisse. Insomma, qualcosa nell'aria giustificava una simile confusione. Mi sarebbe tanto piaciuto incontrarti in quei giorni sperimentali, laboratorio dell'anima, prima della chiusura, quando potevi diventare altro da te, invece di finire nei monti selvaggi. C'era Cristo con te, così ti consolavi, mentre ti piegavi all'obbedienza forte dei sacramenti cui non volevi più rinunciare, la propensione inaudita a chinare sempre il capo davanti all'autorità e alle sue angherie, alla minaccia minima di essere sospeso a divinis, ricacciato così nella libertà terribile e stordente da cui eri fuggito. Mi fai riandare, Lorenzo, al mio me di Casarsa, quando coltivavo allievi analfabeti e mi schermivo a fatica in quanto non c'era più alcun Dio a darmi la forza di resistere. Ed è stato così tremendamente bello cedere, Lorenzo mio, e mi sono poi rialzato indurito come un membro contro le precedenti ipocrisie. Nelle innumerevoli lettere che inviavi all'universo mondo, la nota che tornava con più insistenza era la miserabile carriera in cui eri stato inchiodato, pretino di montagna, con poche anime da pascolare, in una parrocchia destinata all'estinzione, senza acqua corrente, senza luce, senza bagno. Tu che venivi dalle ville al mare, dalle grandi case con la servitù, novello stilita, anacoreta, salito in alto a plagiare fanciulli come ti rinfacciavano i tanti nemici dentro la chiesa, le spie che spargevano su di te orribili dicerie. Avevi rinunciato a leggere e a scrivere per te e per gli addetti ai lavori, leggevi e scrivevi solo per loro, con loro. C'erano delle ore in cui tutto pareva girare all'incontrario, forse quando ti chiedevi se Dio davvero esisteva, la purezza, la solitudine, allora ti si ritorcevano contro
e si trasformavano in una sorta di incubo. E se un ragazzo sbagliava un congiuntivo o non ripeteva bene un suono determinato in una lingua straniera, esplodevi con violenza e insultavi le tue creature con malanimo, e quando poi i figli prediletti sparsi all'estero ti inviavano messaggi sbigottiti in cui mettevano in dubbio le tue sicurezze pedagogiche e si mostravano disposti a cercarsi una fidanzata, il tuo cuore ti scoppiava perché crollavano le difese e tutta l'opera perdeva senso. Lasciate che i pargoli vengano a me, ribadivi spesso. Se ti facevi adorare da loro, dovevi conservarti degno di loro, non profittare della loro fiducia. Disprezzavi i divertimenti, le uscite al cinema, il tempo libero, le canzonette. Io invece amavo molto Amado mio, titolo di un mio secondo romanzo, Confessione. Volevi che i tuoi figlioli facessero i sindacalisti oppure i maestri, purché optassero per il celibato. Solo gli scapoli possono fare i maestri, ripetevi. La famiglia uccide la vocazione pedagogica che osavi senza incertezze. Niente famiglie per sfogarsi dei dispiaceri dell'apostolato o dello scontro tra ideali e realtà. Senza Dio per te tutto era consentito. Senza Dio era legittimo perdersi. Già, avevi rotto con la cultura borghese, eppure ti sentivi dentro ancora signorino coi ricchi parenti che ti procuravano le inutili medicine contro il linfogranuloma e la leucemia, alleati a distruggerti. Ogni tanto la pulsione si manifestava senza reticenze, come in quella lettera all'amico giornalista in cui spiegavi all'improvviso, in un passaggio rapidissimo, che la vita spirituale consisteva per te nel tenere le mani a posto. Poi assicuravi nella medesima lettera che da che eri prete non avevi mai dato una pedata a Dio, almeno quando eri ben sveglio, e concludevi che occorre divertire gli angeli, non se stessi. Le mancanze contro la santa purità erano sofferenti cicatrici, ma tu li amavi i tuoi scolari, carnalmente, più di Dio, come sbandieravi in ogni momento. S'è fatto tardi, Lorenzo, fratello mio. Sì, la tua tonaca esalava puzzo di prete. L'ho anche dichiarato in un articolo su di te qualche tempo fa, che ha offeso tua madre. Ma adesso che sto per uscire in cerca della notte, mi assale una strana malinconia. Il fatto che non mi puoi rispondere, il fatto che non ci siamo mai incontrati nella nostra vita, il fatto ancora che ti ho scoperto non appena eri morto e che da allora ti ho seguito da lontano, documentandomi su di te con accanimento, come puoi constatare, e l'ho fatto con autentica amicizia, con la devozione amorosa che si porta alla propria immagine emersa da uno specchio rimasto pulito, il dubbio improvviso che forse sei rimasto dentro davvero immune dagli antichi pensieri, che pertanto hai saputo sublimarti in maniera totale, mi spingono per un attimo a spiare di nuovo il vuoto che fissavi alla ricerca di questo Dio assurdo
è inesistente, non ci vedo niente però, ma sto male, molto male, e ti vorrei vicino. Mi assalgono immagini di sangue che cerco invano di esorcizzare proiettandole nel fin estremo che sto finendo. No, non avrò fanciulli piangenti al mio funerale, io lo so bene, solo intellettuali e colleghi di lavoro, coccodrilli e mondanità. I ragazzi di borgata non possono, non devono amarmi, non è più il tempo di casarsa, quello della fase innocente e disperata. Prima o poi, lo so, questi ragazzi finiranno per uccidermi, meglio così. Non ho chiaro cosa fare di questo testo. Spedirlo ai tuoi figli adottivi? Mi sa che non lo farò. Non temere. E non di meno vorrei in qualche modo renderlo pubblico, perché gli altri possano finalmente capirti. A presto. Tuo Pierpaolo.